Ancora Tata, buonasera Tata. Buonasera, Io non so chi ce l'ha mandata, cosa c'è sempre? Fate ciao ciao con la mano, Tata. Ma non sono bambini, sono tutti adulti, gente beccia. Carino. Massimilianetto, c'è qualcosa che non va qua? Dove? C'hai gli occhi lucidi. Ma no. C'hai la febbre. No, non ne ho febbre, se le luci, i E riflettori. si vede che ti stanno spuntando i dentini. Allora voi non ridete, perché dovete ridere? Non ho capito. Ce li ho, non sono i denti, ce li ho da 30 anni questi denti. Crescono ogni anno. C'è una malattia. Ma non è malattia, è Ce l'hanno così. anche i castori. Ma questa non è vero, sono dentini da latte, cioè da latte, Che regolette abbiamo portato? Ma una rammedore questo ci mancherà. Bambini, non mettetevi mai in mezzo durante una discussione dei vostri genitori. No, è giusto. No, se no vi prendete piatti, sedie in testa, Ma come ti dico? ferri da stiro. Ma no? dai, i genitori non litigano così. Insomma, se un vostro amichetto vi disturba o vi fa i dispetti, bambini, non gli dovete urlare contro e tantomeno dire le parolacce. No, brava, non si dicono le parolacce. Gli date una zugata così, E bambini? nella molla. Vedrete che la prossima volta ci pensa due volte. Ma qui c'è la fontanella, Tata. La fontanella, da un po' che arida quella fontanella. Bambini, mi raccomando, non si rubano le monetine dal portafoglio della mamma. Non si rubano, eh? No, è La brava. mamma già lo sa quello che ha nel portafogli. Rubate le banconote dal portafoglio di papà. Ma che consigli dà lei, Oh, scusi, ma che si sa che sono distratti. Così si comprano le sigarette. Ma che sigarette? Ma i bambini non mica devono fumare. Se glielo proibisci è peggio. Ma come proibisce? Un bambino non deve fumare, Andiamo dai. avanti, bambini. Proprio per questo motivo, se vi manca lo spazzolino, prendete quelle gommine alla menta. Perché cosa? Per l'odore delle sigarette. Ma non devono fumare i bambini, lei è fissata. Che regolette dobbiamo fiscale che appendere? sei. Allora, apriamo questa regoletta numero 1, leggila tu, bel bambino. La pappa. La regola della pappa. La pappa. Se il vostro bambino, quando fa la pappa, vi sputa la pappa in faccia, non preoccupatevi, vuol dire che non ha più fame. Certo. Va bene. Se lo fa anche vostro marito, imparate a cucinare. Chissà che schifezze che fate. Un'altra? Tieni, bambino. Regola numero 2, la nonna. Questa è bella, la nonna. Quando il bambino è piccolo piccolo non si impone la nonna, bisogna No. fargliela conoscere piano piano. Come Certo. la suocera. Per i bambini un po' più grandi, non bisogna certo. imporre la suocera. No, bisogna imporre. Bambino Massimiliano, cosa fa Tata? Si siede? Si metta lì, Tata, Faccio finta e tu fai finta che io non ci sia. No, lei dà fastidio, mi mette... Sto qua, buona No, buona. stia lì, Tata, grazie. Poi magari la chiamiamo più Ci tardi. vediamo dopo, A dopo. allora. Tata Matilda! Ciao, Ciao! Matilda! Ciao, si è sbadato anche in collegamento. Perché è sbadato? Non siamo in via Pascoli, siamo in piazza del Colosseo. Come Piazza del Colosseo? Quello è il Duomo! Vabbè, su proprio. Che è il suo proprio, ma cosa stai dicendo? Non dai? siamo qua, siamo dall'altra parte. Ci sono edicole, c'è un sacco di ma roba. scusa, come stai? Ma hai preso l'accento romano? Che si sente? Sì. Succede a lasciare la Sardegna. Ma scusa, non sei la storia, ma chi da una settimana hai già preso l'accento... E poi scusa, tu non sei a Milano? Sì, allora? Ti sei preso l'accento romano a Milano? Che ne so, gli accenti sono tipo le malattie. Come le malattie? Cioè, uno esce, quello che si prende, si prende. Ma che si ma dai! Cioè, mi potevo prendere per dire una bronchite, invece mi sono presa l'accento romano. Vabbè. Cioè, da quando sono all'estero mi sono evolvuta. No, evolvendo, non evolvuta. Vabbè, è lo stesso. Ascolta, ma a livello lavorativo che novità hai? Mi stanno tastando. Chi? Quelli della RAI. E tu ti fai tastare da quelli della RAI? Ma perché non possono? E vabbè, ma non è bello che ti mettono le mani addosso, scusa, Ma quali mani addosso? Cosa hai capito? Mi stanno tipo revisionando. E tanto sarà una macchina. Vuol dire che ti stanno testando. No, a colpi di testa non mi ha preso nessuno, potasi nunca ci dosuvato Vicky. No! Allora, mi sbidda. Testando vuol dire facendo i test, tu stai facendo provini, tu mi stanno tastando, pensavo che ti stessero toccando. Ah, no. Ancora le mani addosso non me le ha messe nessuno, purtroppo. Perché purtroppo meglio. No, dal punto di vista lavoratistico serve un contatto sì. fisico. Certo. Mi ricordo quando avevo fatto il provino con Emilio Fede. Perché tu hai fatto un provino con Emilio Fede? Ehi, a quando stavano cercando gente per fare meteorismo. No!
La meteorina! Che meteorina? Quello! Cioè, cosa dici che mi aveva proprio dato il malarione? Ah, malarione, Emilio Fede. Io no, poco cosa. E tu l'hai lasciato fare? Ma solo fino a quando mi ha detto che poi il posto era occupato e ce l'ho scappato a cagare. No! Non dire queste cose, Sì, dai. no, pago cosa? Ascolta, per farsi perdonare mi ha portato a casa di questo suo amico anziano, era pieno di badanti. Questo Cioè, non anziano. hai capito che queste qua festeggiavano il carnevale anche a giugno? Vabbè, se... Una vestita da poliziotto, una vestita da Ronaldinho. Cioè, poi scende lui e tutte, il drago, Il drago, e allora? E si spoglia. E quindi? Ma drago, cioè avevano un pistolonetto di AIC. No, dire queste cose! Oh, ma se ho iniziato a ridere, molto mi sono tipo cavassone corro. Per raggiungere altro, ci sentiamo la settimana prossima! Ciao, compagni! Miss Binda, ma tu sei sempre fidanzata? Tranne venerdì e sabato che mi sbagasso. Togli il collegamento, grazie, ci vediamo! Miss Binda! Alleluia, 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 alleluia. Anche voi, oh! E dai, padre. Sa breve stazonata e buona schidonata. Ancora questi pregus incomprensibili. E sempre. Domani, 1 maggio, alle ore 6:30, riunione di tutti i pastori perché faremo la benedizione delle greggi. Ah, perché si benedicono le greggi? Sì, Donna Dallo de Brevesi, due pecorelle vanno alla parrocchia. Ah, perché due pecore alla parrocchia? Perché non di solo pane vive l'uomo. Certo. Cancunotta, ma qua queste Brevesi dove si papano tu. Vabbè, lo so, però padre, lei non vorrei che esagerasse. Ma voi certe cose non si possono fare. Voi non praticate il digiuno, l'astinenza. Un gorro. Come un gorro? Non lo praticate il digiuno e l'astinenza? L'astinenza sì, però la carne è debole. E sapesse breve a russi e mele. A seguire concerto degli Stentales. Ma devo seguire dopo la benedizione? Dopo la benedizione concerto degli Stentales. Come sempre verranno pagati con Carlo De Gravitus e forme di formaggio da fare in marcio. Perché li pagano così? Gli piace così, se c'è da detto. Al termine del concerto faremo la beneficenza, venderemo in beneficenza il cappellino di Gigi Sanna. E quanto lo vendiamo? Offerta minima 400 euro. 400 euro, Gigi Sanna è amato, ma mi va di In verità ti dico, con il cappellino di Gigi Sanna ci va per una famiglia, ci va per 3 mesi. Sì. E cosa ci fanno col cappello? Su brodo, buono, nella No, che schifo, dai! Su cappello in sabingiata, sa minestra ghettata. Ricorda a tutti i cresimandi che la cresima la faranno l'anno prossimo. Come l'anno prossimo? L'anno prossimo perché quest'anno hanno fatto l'unzione degli infermi. Ma perché scusi? Stanno male? No, non stanno male, però che si chintaghetta è verda. Alla finestra di Don Gigi e stress del mangiare, che un problema potete essere terribile. Domino Babisco, Macaroni con Gesù Papa San Francisco, non li ho santo e Don Santo su. Scemino, Monello. Guardi chi c'è, Don Gigi, guardi chi c'è, guardi. Monello. Te lo presento, vieni, Tonino, vieni. Ti presento un ragazzo che stiamo aiutando. La cresima. Lo picchi, dai. Stringa la Cresimato. mano, signor Tonino, stringa la mano a Don Gigi. Grazie, Tonino. Cancaratta. Cacarata. Domino Babisco, Macaroni con Gesù Cristo. Papa San Francisco. Guarda che c'è il figlio, ti picchia il figlio, In quei giorni Susallo stava meriando. Il pastore dormiva. Non ho capito, che su? Sudalle Brevese, Sudalle. C'è una lettura che parla di Sudalle Brevesi. Certo. Non lo sapevo. È dalla quarta lettera di Don Gigi e Pastorelli. In quei giorni Sudallo dei Brevesi stava meriando. Il pastore dormiva all'ombra del fico quando da su Murdego escono 2 farisei specializzati in abbigiato. Che dissero al pastore: o si dona se brevesi o testa da saccadevesi. Ma il pastore che teneva il suo gregge disse loro: farisei o braccieri, piga si popi da mia e sa mamma, ma la sa mi Sudallo. I ladri non accettarono e dissero a lui: no, se uso beniusa fuori a brevesi, non cravas. Ma dai, ma non ci credo che esista una lettura così, dai. Lo legarono. Lo legarono e presero il gregge. Ma nella via del ritorno incontrarono un filisteo e disse loro: sono Robin Urgu.
Ruba ai ricchi per dare ai poveri, il quale prese le pecorelle ladre e le riportò al pastore, che ringraziò e gli disse: "Oh Robin, mi manca da su un masco." Certo. In verità ti dico, meglio un dallo senza il masco che un masco senza dallo. Domino Papisco, Ma che non è tu tu Papa Francisco, e adesso alleluia, 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 alleluia. Non mi interessa, non dico una parola, basta, faccio scena muta, no comment, no woman, no cry, no Martini, no party, basta, non insistere, perché l'uomo perde il vizio, ma non il vischio, lo vuoi capire? Allora, stiamo spagando troppo d'assa, sa? Sì signore, inizia che tu cominci a pagare sbottiglia, sa? No, ma che cosa lì? Ma lo vuoi capire che se mi sale il PIL del 5% mi scende, lo spread mi scende, e allora c'ho il pareggio del bilancio, c'ho il pareggio, ma chi fa fuori gioco, via? Fare fuori gioco, la Lega è pulita, è pulita, sì signore, man mano o in lavatrice, che cosa? No, Poi se l'hanno presa col Trotta, non è giusto prendersi con un diversamente intelligente, lo vuoi capire? Sì signore, non è giusto, e poi te la spiego la Rosin Mauro, lei che pare mamma Mari, no? Magari no, abbiamo lo spread alto, certo, sto spappendo troppo merendina, sa? Sì signore, pieno di colesterolo, pieno di grassi, pieno di radicali liberi, ma t'arresta a panna e la t'arresta. No, ma che cosa no? Ma siamo soli nell'universo, che cosa? E allora, lo vuoi capire? Ma la sei questionario! Ma che vuole che se scetti lui, oh? E che se lo corroi qua? Guarda che per colpa tua mi vengono i complessi, Sì signore, mi vengono i complessi, ma solo di musica italiana, Sant'Efiso ci sta a fianco, nella salute e nel lavoro in alto, lo vuoi capire? Sì signore, c'ha ragione il sindaco! Sì, il sindaco di Cagliari c'ha ragione, meno gradinate, e l'anno prossimo neanche il cocchio, su tu bandera a pe, bandera. Sì signore, magari va a portarlo, ma che cosa no? Ma stiamo scherzando, che è sempre esempio, gli fa bene, si fa una vassillara, perché gli fa bene la circolazione, troppe macchine, troppo smog, stiamo respirando troppo idrocarboidrati, non vuoi capire? Magari smettila. Parliamo dell'IMU. Ma che cosa stai dicendo? Ma scusa un attimo, domandami una cosa, ma Dracula per il castello, che tu pagano dei IMU, Ma ce la vogliamo mettere dentro una vasca piena di piranha, signorini? Ce la vogliamo mettere? Poi mi fare più nervoso, ma che cosa? Ma perché sei così? Ma cosa sei endocrino? Ma che endocrino? E allora, se ti senti diverso, fai outing, non lo so, dantinavo la vita in diretta, ma che cosa? Spostare parliamo di cozze, che cosa? Poi le cose fanno male, insomma a apparire un prato di fregola a sarda, ma chi se ne fregola? E sta canciofa 3 euro. Bisogna essere chiari nella vita, lo vuoi capire? Oh? Ma tu come giochi? Col 4-4-2, il 0-4-2 o lo 0-2 che chiama da fuori Roma, E allora che cosa t'accintra? Ma deve essere... Parliamo delle foto. Parliamo di che cosa? Ma tu mi sei snarendi, guarda che il tempo sta cambiando. Hai sentito che Hannibal deve portare il caldo? Hannibal, e chi è? Uno che monta un po' di calore. No, ma che cosa? Ma hai sentito Monti? Monti ha detto che abbiamo nel nostro governo 5 ministri senza portafoglio, ci credo con tutti i senatori che ci vunti. Ma te snare, poi Monti ha detto sono contento per l'operato di Berlusconi, ma te, puto questo per lavura, andiamo a Smirrione, insomma. Ma che Smirrione? Ma te primario, Ma perché dici queste cose? Ma che noi lo sappiamo, è inutile che ce lo nascondano. Poi dicono che il calcio fa male. No, poi ce lo dicono che ce lo nascondono, lo sappiamo, abbiamo le prove, abbiamo le foto. Che foto? Sì, Belen, stai con Stefano, su Vivelu de Emma, sì signore, quel ballerino di Amici, magari Amici, lei che punti corrus, Sì, è perché dicono che il calcio è malato. Certo, che è per tutto il resto, c'è Mastercard, non vuoi capire? E poi mi dicono che il calcio è malato, ma molto gusto è sano, Ma dai, ma perché? Perché c'è gente che sta facendo orecchie da mercante, che orecchie per udire, Udda! Castrizzo Bergeri!